Bentornati in questo aggiornamento con le previsioni meteo. Il peggioramento atteso nel corso delle prossime ore per l'avvicinamento di questo fronte di matrice polare instabile che porterà le prime nevicate sulle Alpi e anche sulle vette dell'Appennino tosco-emiliano nella giornata di giovedì, quando irromperanno le correnti fredde polari per portare un deciso generale tracollo delle temperature e con l'estate che sembra giungere quindi al capolinea, con l'arrivo quindi di prime nevicate a quote basse per il periodo e anche forti piogge temporali in direzione verso il centro e il sud Italia nel corso delle prossime 24-48 ore. I valori termici attesi per la giornata di giovedì saranno in media col periodo a nord per la persistenza delle precipitazioni, soprattutto sul nord-est, con valori massimi tra i 21 e i 23 gradi, anche fino a 25 gradi sulla Emilia-Romagna e la Toscana, un po' meno sul Piemonte, mentre i valori saranno ancora decisamente miti sulle regioni centrali fino anche 27 gradi, tra i 28 e i 32 gradi sulle regioni del sud Italia, compresa la Sicilia. Risentirà meno del caldo invece la Sardegna, con valori tra i 26 e i 28 gradi. Venerdì sarà invece una giornata nettamente più fresca per l'arrivo delle correnti fredde polari, che giungeranno quindi a portare un tracollo definitivo delle temperature con le prime nevicate, e di conseguenza avremo valori massimi attorno ai 17-20 gradi in pianura, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'Emilia Romagna. Leggermente sopra al nord-ovest crolleremo anche sulle regioni centrali, anche qui sotto media sull'area in verde tra i 20 e i 24 gradi, anche fin sulla Sardegna, e poi un leggero calo atteso anche sulle regioni del sud Italia, che diverrà più incisivo dalla giornata di sabato tra i 25 e 28 gradi, punte di 29 gradi non escluse sulla Sicilia. Nella giornata di venerdì sono attese più schiarite al nord-ovest, sulla Lombardia e sull'ovest Emilia, salvo locali addensamenti sulle Alpi di confine con episodi di neve debole attorno ai 1500 metri, ancora della variabilità sull'est Emilia-Romagna e sul Triveneto, con qualche rovescio possibile lungo la costa adriatica. Al centro instabilità diffusa, soprattutto sulle regioni adriatiche, con piogge temporali anche forti, localmente accompagnate da grandine, locali variabilità anche sul versante tirrenico, con qualche rovescio temporale in attenuazione serale, soprattutto sul medio-basso Tirreno avremo occasione ancora per locali rovesci. Non verrà coinvolta la Sardegna, così come anche la Sicilia, con temperature in ulteriore generale diminuzione e forti venti di maestrale. L'allerta prevista nel corso delle prossime 24 ore per quanto riguarda la giornata di giovedì vedrà appunto un interessamento molto importante delle regioni del centro Italia, così come anche del nord-est e sulla Alta Toscana e la Liguria, con possibilità di temporali anche forti. Sul nord-ovest avremo già schiarite, con tempo in generale stabile e prevalenza di bel tempo con qualche addensamento, piogge temporali anche forti su est Lombardia, ovest Emilia Romagna e Triveneto, con locali grandinate possibili fino a piccole dimensioni e nubifragi. Saranno molto più intensi e persistenti le piogge sul Friuli Venezia Giulia, sull'estremo nord-est, con accumuli anche sopra i 50 mm. La neve sarà in calo fino a 1500 metri sui confini alpini alto-atesini, ancora attorno ai 2000 metri sulle Dolomiti. Sul centro Italia sarà instabilità fin dal mattino sulla Toscana, con piogge temporali in estensione all'Umbria, alle Marche e all'Alto Lazio. In serata poi anche sul resto della regione Lazio e poi sull'Abruzzo. In serata avremo dei fenomeni localmente forti appunto su tali settori fin sulla Campania entro la nottata. Peggiorerà quindi su tali settori anche sul Molise. Viene meno coinvolta in questo caso la Puglia dal rischio di fenomeni, ove avremo scarsa probabilità di precipitazioni intense se non qualche piovasco. Sulle aree in giallo infatti risentiremo per lo più di fenomeni deboli in forma locale, con accumuli sostanzialmente poco significativi. Sulla Sardegna nella giornata di giovedì risentiremo però nel corso del pomeriggio a della instabilità, con piogge e temporali che però saranno in attenuazione da ovest nella serata, con accumuli generalmente compresi tra i 10-15 mm, comunque veramente poco significativi, essendo che arriverà un passaggio da ovest verso est da Barcellona, che poi si estenderà per portare una forte linea temporalesca appunto su
sul medio-basso Tirreno, dal Lazio fino alla Campania, con fenomeni poi entro la giornata di venerdì in arrivo fin sulla Calabria, specie tirrenica. Nel pomeriggio di venerdì assisteremo a una nuova intensificazione dei fenomeni sul versante appenninico del centro e del sud, ma fenomeni per lo più locali, con il rischio solamente per qualche grandinata locale di piccole dimensioni, quegli accumuli che si attestano oltre i 40 mm su tutto quanto il nord-est, accumuli significativi specie sull'estremo nord-est e sulla Emilia occidentale e sulla Alta Toscana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove cadranno delle nevicate sulle vette appenniniche tosco-emiliane, con nevicate più rilevanti invece, come notiamo, sulle Alpi centro-orientali, con accumuli che supereranno anche i 50 cm, mentre sulle Dolomiti arriveremo anche a toccare i 20 cm di neve fresca. Queste le informazioni meteorologiche. Nel corso, ricordiamo, dei giorni successivi caleranno le temperature minime anche in pianura, con valori addirittura fin sotto i 10 gradi sulla Val Padana, con foschie all'alba e clima decisamente autunnale sull'Italia nel weekend. Rimanete aggiornati.